Tragedia sfiorata a Venezia, Lancione Gran Turismo si scontra con un vaporetto a Sant'Elena, sventrandolo, panico e feriti a bordo, indagini sulle cause dell'incidente. E paura a Limena per un vasto incendio che ha interessato una stalla di bovini, alta colonna di fumo nero, il sindaco ai cittadini: chiudete le finestre, morti gli animali, una donna intossicata. Ed enorme incendio partito dal garage devasta una palazzina di Cervignano del Friuli, decine di veicoli distrutti, paura residenti evacuati e 32 ricoverati, l'ombra del dolo sulle fiamme. Ho ammazzato mio fratello e mia cognata, l'agghiacciante audio della telefonata di Massimo Pestrina al 113 poco dopo il duplice omicidio di Paese nel maggio del 23. Nuova aggressione ai danni di un adolescente nel quartiere di San Bellino a Padova, in azione una baby gang, potrebbe essere la stessa che un mese fa aveva derubato un 17enne. Domani il Bombadei a Montebello Vicentino, un centinaio di persone da evacuare, si parte alle 8 del mattino, blocco totale del traffico stradale, ferroviario ed aereo fino alle 16. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano l'incidente nautico che si è verificato nella tarda mattinata di oggi a Venezia, tragedia sfiorata quando un lancione Gran Turismo si è scontrato contro un vaporetto a Sant'Elena, sventrandolo, panico e feriti a bordo, indagini sulle cause dell'incidente. Il servizio di Lorenzo Maier e Filippo Fois. Per lunghi interminabili attimi a bordo del vaporetto è stato il panico. Ora qualcuno grida: state tutti bene? Diversi passeggeri sono a terra, tutti sono sotto shock. Pochi istanti prima, attorno a mezzogiorno, una motonave privata Gran Turismo si è scontrata violentemente contro un mezzo della linea 1 all'altezza dell'imbarcadero di Sant'Elena. Una signora ci ha attirato l'attenzione perché urlando ha chiamato dei carabinieri che stavano passando. Sono arrivate le forze dell'ordine, l'ambulanza che ha portato via una o due persone che sembra che fossero un po' più gravi, basta. Il bilancio è di 5 feriti, 3 donne sono state trasportate all'ospedale civile con le idroambulanze, 2 dimesse in giornata dopo gli accertamenti del caso. Per la terza invece, una 44enne veneziana, è stato disposto il ricovero per sospetti traumi agli organi interni. Altre 2 persone sono state medicate sul posto dal 118. Poteva andare molto peggio. Una signora anziana, abbastanza scioccata, è venuta qua passando per andare a casa. L'abbiamo rincuorata un attimo, stava piangendo dallo shock. Tutti erano anche arrabbiati per la vicenda, insomma, per la precedenza di questo, di quello non si sa, cioè ovviamente non si capisce adesso come sia andata. Quella che è oramai solo la carcassa di un vaporetto porta addosso i terribili segni dell'impatto con la motonave. Gran parte della fiancata è completamente squarciata. Ciò che manca si trova sulla prua dell'altra imbarcazione. Anche in questa le conseguenze dell'incidente sono evidenti. Il vaporetto è stato posto subito sotto sequestro. Le indagini sono della Capitaneria di Porto. L'ultimo incidente grave ad un vaporetto, ma completamente diverso per dinamica, si era verificato il 17 ottobre del 2014, quando una bricola aveva letteralmente infilzato la cabina di un vaporetto, provocando 7 feriti. Anche qui le conseguenze sarebbero potute essere molto più gravi. Ora si attende di conoscere la dinamica che ha portato allo scontro tra il vaporetto e il lancione in una giornata serena e senza vento e in un contesto in cui la gestione del traffico acqueo a Venezia è già al centro di vivaci polemiche. Non è personale, niente, ma sono criminali. E paura nel primo pomeriggio a Limena per un devastante incendio che ha interessato una stalla di bovini in via Sabadina. Le fiamme sono divampate intorno alle 13 ed hanno causato una colonna di fumo nero visibile da molto lontano. Immediato è scattato l'allarme sul posto. I vigili del fuoco di Padova che hanno circoscritto e domato il rogo con la protezione civile del comune e il sindaco Stefano Tonazzo, che in via precauzionale ha invitato i cittadini a chiudere le finestre. È in corso la verifica dei capi interessati dall'incendio che ha causato la morte di alcune bestie.
Un inferno di fuoco, quello che ha avvolto una palazzina in via Brumati a Cervignano del Friuli, portando al ricovero in ospedale di ben 32 persone, decine le auto distrutte, gli appartamenti evacuati, una notte drammatica sulla quale incombe l'ombra del dolo. Prima le esplosioni, poi la puzza di bruciato, infine l'inferno. Per i residenti di via Brumati a Cervignano il tempo di destarsi dal dormiveglia e ci si trova di fronte a scene apocalittiche. Non tutto, perché con la fretta di andare a vedere i parenti in ospedale, i miei morosi in ospedale, non... Che notte è stata? Bruttissima, bruttissima proprio, perché sapere che erano tutti dentro casa e non poter fare niente... Siamo svegliati, ci hanno battuto la porta e hanno detto fuori, fuori, fuori. E abbiamo corso, però giù non andavi perché il fumo saliva, era abbastanza insopportabile. Siamo saliti su al quinto piano pensando che, dato che è comunicante, si potesse scendere da questa parte di qua. Ma invece anche da questa parte di qua ha cominciato a salire e siamo stati una buona mezz'oretta fermi lassù che qualcuno venisse a recuperarci. Immediato l'intervento della macchina dei soccorsi a recuperare 32 persone intossicate, anche bambini piccolissimi di 4 mesi. Tra disperazione, urla, incapacità di capire cosa stia realmente succedendo, alla fine, almeno nella conta dei feriti, le cose volgono al meglio, grazie anche all'intervento di persone paragonabili ad angeli. Un signore che qui non è presente ha provato a dargli con l'estintore, ha provato a spegnerla ma non ce l'ha fatta, è andato via e nel frattempo ha continuato a peggiorare, ha iniziato a prendere fuoco tutta la documentazione, il materiale lì su. Ho visto la moto che prendeva fuoco, piuttosto di scappare sono tornato indietro, ho iniziato a urlare di uscire tutti quanti, ho preso più persone possibili, le ho portate al quinto piano e ho fatto fare il giro del palazzo perché è comunicante e ho continuato a bussare, ho fatto scendere più persone, mi sono fermato, ho continuato a bussare finché non sono andato via. Quindi li hai portati praticamente sul tetto? Sì, quasi tutti quelli che erano sul tetto, tranne i signori anziani che non ce l'ho fatta. Io ho parlato con i pompieri, gli ho detto le persone più anziane dove erano e basta. Resta lo strascico pesante dal punto di vista materiale ma anche psicologico di chi ha dovuto vivere la fuga verso i tetti o ancora peggio aspettare fuori che i propri cari uscissero dalla struttura in fiamme sani e salvi. Per fortuna erano già fuori di casa, sono stati attimi di terrore perché ora che di fare la strada e ritornare è stato difficile, preoccupante. Come stanno adesso i bambini? E adesso 2 sono ricoverati, uno a Latisana e uno a Udine, e per fortuna non sono in gravi condizioni, non hanno respirato troppo monossido di carbonio. Ero in contatto telefonico con mia mamma che era rimasta bloccata su con mio fratello, c'era tantissimo fumo, per fortuna sono riusciti a far scendere tutti quanti. E per i 24 nuclei familiari coinvolti nell'incendio ora è il momento più difficile, quello di rialzarsi trovando ospitalità dai familiari o collaborazione da parte delle istituzioni auspicata. Un Natale decisamente compromesso da un evento che segnerà le loro vite in maniera indelebile, con la paura che non passerà. Abbiamo lasciato una vita, 20 anni lì dentro, è difficile cominciare da capo. Sì, sarà piuttosto lunga, credo, però la faremo lo stesso in qualche maniera. Il duplice omicidio di Paese, mercoledì la sentenza con rito abbreviato che ha condannato a 20 anni Massimo Pestrin per avere ucciso il fratello e la cognata nel maggio dello scorso anno. Siamo in grado di farvi sentire l'agghiacciante telefonata che l'uomo fece alla polizia per avvertirli di quanto aveva appena fatto. Polizia Treviso, operatore 12. Sì, buongiorno, sono Pestrin Massimo. Buongiorno, mi dica. Ho appena ammazzato 2 persone, se può venire a prendermi. 3 maggio 2023, ore 12:52. La voce calma e fredda non sembra quella di un uomo che ha appena sparato una raffica di 19 colpi di pistola per uccidere 2 persone, trucidandole. Eppure, quando Massimo Pestrin, ex guardia giurata, chiama il 113, nella cucina dell'abitazione di via Monsignor Breda a Paese, la scena dell'orrore è quella di una esecuzione.
12 proiettili contro il fratello Lino, 7 contro la cognata Rosanna. L'ultimo sparo ravvicinato come un colpo di grazia. Poi, mentre in zona ancora riecheggia il rumore sinistro, la telefonata alla polizia. L'operatore ha un momento di esitazione prima di rendersi conto che non si tratta di un mitomane, ma il tono indifferente e quasi spazientito di Pestrin è surreale e contribuisce ad aumentare la confusione. Da dove mi chiama? Da Paese, via Monsignor Breda, numero 58. Da Paese? Via, scusi? Via Monsignor Breda, numero 58. Monsignor Breda? Mm-hmm. A che civico? Numero 58, 58. Ok, mi ripete il suo cognome e nome, per favore? Pestrin Massimo. Massimo? Silvestrin? Sì, P di Palermo. P di Palermo? Yes. Mi dice che ha... Pilvestrin, scusi, non la sento molto bene. P di Palermo. Ascolti, mi può rimanere solamente in linea? Un attimo solo? Ma chi è che lei avrebbe ucciso? Chi è che avrebbe ucciso, mi perdoni? Cognata e fratello. Mercoledì scorso Massimo Pestrin è stato condannato con rito abbreviato a 20 anni e fra 5 potrebbe chiedere la semilibertà. Un duplice omicidio sconvolgente, il fratello e la cognata massacrati perché nella sua mente erano colpevoli di aver sempre saputo della infedeltà della ex moglie e di non averlo mai messo al corrente della situazione. In realtà una storia di conflitti tra lui e il fratello che l'aveva accolto in casa dopo che era stato sfrattato, dissidi diventati insostenibili dopo mesi di convivenza. Poi quella scelta terribile, quegli spari e quella telefonata che anche a distanza di un anno fa raggelare il sangue. Ascolti, va bene, allora lei adesso si mandi una volante, questo qua che l'aspetto. Ok? Sì. Allora, via Monsignor Breda, giusto mi ha detto? Sì. Pestrin. Ascolti, allora mi dice un attimino che cosa è successo, giusto per... Mandi una volante, aspetto qua. Nuova aggressione ai danni di un adolescente nel quartiere di San Bellino a Padova, in azione una baby gang, potrebbe essere la stessa che un mese fa aveva derubato un 17enne. La consulta di quartiere pensa alla creazione di un tavolo. L'aggressione è avvenuta qui lungo il passaggio ciclopedonale che taglia in due via Zizze. Erano le 23 di sabato scorso, ma la notizia è uscita in queste ore, quando un 14enne in bici è stato aggredito da 4 giovani, forse minorenni, che volevano derubarlo del mezzo. Lui ha tentato di reagire, la risposta è stata violentissima, calci, botte, un vero e proprio pestaggio. Rientrato a casa con il volto tumefatto, i genitori lo hanno prima portato in pronto soccorso, poi hanno sporto denuncia. Non la prima aggressione in questa zona dell'Arcella. Meno di un mese fa un 17enne era stato minacciato in pieno giorno sempre qui mentre andava a trovare un'amica da 2 giovani che gli avevano puntato contro un coltello. A inizio anno, a pochi metri davanti alle scuole medie, il pestaggio di una 13enne da parte di un gruppo di coetanee. Non ci stanno i residenti, non ci stanno i membri della consulta di quartiere. Quanto accaduto sabato mi allarma molto come genitore. Credo che sia fondamentale dare pene certe e severe a coloro che delinquono. Io sono un genitore e se fossi un genitore come loro mi porrei tanti dubbi, tanti problemi, tante insicurezze, i sensi di colpa perché l'ho lasciato andare via da solo, perché è tardi, ma io mi fido del quartiere e il quartiere i miei figli lo devono vivere e non ci possiamo barricare in casa e quindi siamo qui anche per questo, per dire che questi fatti, seppur isolati, sono gravissimi e che non devono assolutamente mai più ripetersi. Tra le ipotesi allo studio, la creazione di un tavolo. Noi siamo organizzati in quattro tavoli di lavoro, tra cui sociale, e quindi già il responsabile, il coordinatore del tavolo sociale ci ha già annunciato che farà probabilmente un tavolo. Alle forze dell'ordine chiediamo, fin da ieri, un presidio del territorio, specialmente nelle zone dove più volte abbiamo dato anche delle chiare indicazioni. Parliamo di Via da Ponte, Via Dupré, dove abbiamo dei cittadini che hanno raccolto un centinaio di firme perché c'è un problema. Parliamo di Via Zizze, perché anche qui in Via Zizze spesso succedono questi fatti. Ecco, quindi alle forze dell'ordine che fanno già un egregio lavoro chiediamo uno sforzo in più.
Appena scattata la mezzanotte a Verona, la polizia locale ha fatto valere il nuovo codice della strada, entrato in vigore proprio oggi. Una decina i verbali redatti dagli agenti della polizia locale nelle prime ore del giorno, pressoché tutte per violazione dell'utilizzo del casco alla guida di monopattini e per utilizzo del cellulare alla guida. Un conducente che nella notte ha provocato danni ad autoveicoli in sosta è stato sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 1,90 che comporterà, dopo la condanna penale e la sospensione della patente, un periodo di almeno 3 anni di alcol zero e l'installazione dell'alcol lock quando sarà emanato il decreto attuativo. Nel Vicentino ora, vigilia della Bomba Day a Montebello, preoccupazione per il blocco totale del traffico stradale, ferroviario ed aereo fino alle 16. Saranno un centinaio i volontari della Protezione Civile ad affiancare le forze dell'ordine e gli artificieri a Montebello Vicentino per il Bomba Day programmato per domani. Prefettura e questura guidano la macchina operativa per il disinnesco dell'ordigno bellico ritrovato nel cantiere della TAV in Contraronchi. Domani alle 8 nella sala consigliare del municipio sarà attivato il CCS e il Centro Coordinamento Soccorsi. Fino alle 8:30 è previsto lo svuotamento della zona rossa del perimetro di sicurezza in un raggio di 500 metri dall'ordigno. Gli sfollati sono circa un centinaio, particolari richieste non ne abbiamo avute, noi comunque siamo pronti a rispondere ad eventuali richieste anche dell'ultimo momento da parte della popolazione, quindi abbiamo allestito una struttura in grado di fornire pasti caldi e accoglienza per le persone che dovessero richiederlo. Nel qual caso ci sia qualche persona che ha qualche particolare criticità, qualche persona fragile, abbiamo a disposizione la casa di riposo e anche l'azienda sanitaria, quindi siamo pronti anche a rispondere ad eventuali criticità. Alle 10 è fissato l'inizio dell'intervento degli artificieri, i paracadutisti dell'8° reggimento Eugenio Guastatori di Legnago. Per il sindaco però questo non sarà l'unico momento critico. Il momento critico inizierà, a parte ovviamente con le operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico, alle 9:30, quando ci sarà l'interruzione della rete viaria sia ferroviaria che autostradale, quindi a quel punto inizieremo a monitorare l'eventuale criticità del traffico che si riverserà inesorabilmente solo sulla strada regionale. Le operazioni dovrebbero durare indicativamente 4-5 ore. Prevista l'interruzione della tratta ferroviaria fino alle 16. A quell'ora l'ordigno sarà già stato trasportato nella cava di Alonte, dove verrà fatto brillare verso le 17. Il cessato allarme e la fine delle operazioni è previsto per le 18. L'ultima raccomandazione del sindaco è rivolta a chi lascerà le proprie abitazioni. Gli scuri, le tapparelle resteranno chiuse, abbassate e dovranno aprire, come abbiamo già spiegato, i serramenti. E siamo in chiusura di questa edizione, vi ricordo la nostra rubrica dedicata al Natale e ai vostri presepi. Potete anche quest'anno inviare le rappresentazioni della Natività al 351 1755 340, potete fare i vostri video, mi raccomando con il cellulare in orizzontale della durata di almeno 20 secondi, se lo ritenete potete inserire anche una descrizione del vostro presepe o un messaggio di auguri. Sempre per quanto riguarda la nostra programmazione, vi ricordo questa sera a partire dalle 21 su Antenna 3 l'appuntamento con il concerto di canti alpini in diretta dal Duomo di Oderzo. Appuntamento dunque alle 21 ed è tutto, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, il nostro meteo con le previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci.